Ieri a Palazzo Grassi a Chioggia si sono tenute le conclusioni di un ambizioso progetto, il Blue Coast Agreements 2030, un progetto di cooperazione territoriale tra 11 FLAG, Fishing Local Action Groups, il cui scopo è quello di favorire lo sviluppo più sostenibile delle zone costiere in ben 7 regioni italiane, tra cui il Veneto. L'intento è quello di promuovere l'Agenda 2030 dell'ONU, realizzando alcune azioni pilota nei settori della Blue Economy, sia tradizionali che emergenti. Seguire i contratti di costa e i contratti di fiume deve dare un approccio più consapevole per la tutela degli ecosistemi marini, ma anche per la salvaguardia dell'economia, creando nuovi posti di lavoro e facendo assumere una consapevolezza maggiore verso una responsabilità territoriale alle comunità costiere. Queste sono le conclusioni di un progetto sostenuto con i fondi FEAMP. Sono stati realizzati workshop per i professionisti del settore con la presentazione di pratiche innovative per la sostenibilità delle aree costiere. Sono stati realizzati corsi per insegnanti e per studenti, sono stati avviati tavoli di ascolto e di confronto con laboratori e sono state mappate le esperienze del contratto di costa e del contratto di fiume nei territori dei FLAG che si sono riuniti nel partenariato. Presenti i maggiori stakeholders del mondo dell'ittico e le rappresentanze dell'associazionismo. Il settore ittico deve crescere, i confronti possono solo dirigersi in quella direzione.